Ciao ed eccoci qui per un nuovo vlog. Questo sarà il vlog del venerdì parlando ancora di ferie, perché dopo il ritorno c'è da fare molte lavatrici, per cui due le ho già fatte, una la devo ancora stendere, una l'ho stesa, poi adesso vi faccio vedere qui per terra ho il disastro, poi in cucina ho le valigie aperte che è ancora un disastro. Quelle le ho già fatte e già distese, speriamo che si asciughino in fretta. Qui dentro ne ho una che devo tirare fuori i capi dalla lavatrice, qui ne ho degli altri pronti e passiamo in cucina che vi faccio vedere le valigie aperte. E questo è il disastro che ho qui in cucina con valigie aperte, un po' di capi ancora, perché mi sono portata dietro un po' troppe cose e quelle non le avrei neanche usate, per cui per il momento sto lavando i capi che ho proprio usato. Poi questi capi che sono solo rimasti dentro la valigia, quando sono asciutti il resto ci darò una risciacquata, giusto per togliere il sapore di valigia, anche perché le valigie le devo un po' rovesciare, perché mi sono accorta che mettendo la mano qui sento della sabbia, per cui devo rovesciare questo tessuto e riuscire a togliere anche la sabbia rimanente. Oggi siamo a domenica e sono arrivata ieri sera dalle ferie, per cui questa mattina potevo anche andare a fare un po' di spesa, ma visto che avevo queste poche cose in frigo e in congelatore ho deciso di utilizzarle. Praticamente qui sto facendo una specie di insalata di riso. Ho rovesciato i restanti piselli che avevo, questi sono tutti. Sotto, in teoria, ci dovrebbe essere anche il riso e sto cucinando per un quarto d'ora in acqua salata sia il riso che i piselli. Poi posso aggiungerci una scatoletta di tonno e in teoria si potrebbe mangiare anche così, perché verdura proprio non ne ho e neanche formaggio, il frigo è completamente vuoto. Nel frattempo ho tirato fuori questa crema Lotus che avevo preso da Cadoro, se non erro, e vi devo dire che mi sta piacendo. Ha il stesso sapore di biscotti Lotus, che sarebbero questi disegnati qui. Anche la crema non è niente male. E poi qui ho preso dalla dispensa, dalle conserve della nonna, salsa contadina grossa, queste cose qui, eventualmente da aggiungere sull'insalata di riso e piselli, anche un po' di questa confezione. È un'idea, poi non so se piace oppure no. E poi eventualmente per questa sera ho del ragù congelato che eventualmente potrei fare una pasta, se no ho qui delle bruschette e con questo patè di carciofi e tonno, e c'ho anche delle sottilette, per cui potrei fare così questa sera come cena. Ed non so, con il sole messo così, ecco adesso forse mi vedete, sono qui a El Famila per fare la prima spesa dopo ferie. Ieri era domenica, oggi è lunedì e vado a fare la mia un po' di spesa in generale, anche perché ho il frigo e il congelatore quasi vuoto. Ho risparmiato, cioè è rimasto un sacchetto di patatine fritte e un sacchetto di fagioli che avevo preso al mercato agricolo. Poi di resto non c'è nient'altro da mangiare nel congelatore, per cui devo fare un po' di spesa proprio in generale, prendere un po' di tutto. Poi prima di partire ho dato un'occhiata all'abbigliamento che ho già lavato, che è steso, sparso, e comincia qualcosa ad asciugarsi, per cui perché ho ancora delle lavatrici da fare, perché per esempio gli asciugamani da mare li devo ancora lavare perché non sapevo dove stenderli, e visto che adesso inizia ad asciugare un po' di prodotti, vediamo se avanti sera riesco a fare delle altre lavatrici sostituendo gli appendini.
E poi c'è da stirare il tutto, un'altra piccola rottura, comunque ce la faremo. Ok, adesso aspetto 5 minuti che aprano la Famila, poi vado a fare la spesa, però passando ho visto che è aperto anche il fruttivendolo, per cui pensavo il frutta e verdura di non prenderla qui, ma di prenderla dal fruttivendolo, che tra virgolette in teoria dovrebbe essere più buona, visto che il fruttivendolo vende solo che frutta e verdura, dovrebbe guardare di più la qualità del prodotto. È un mio piccolo pensiero. Comunque ok, aspetto in 5 minuti, poi vado a fare la spesa. Ed eccoci qui con la spesa di questa mattina. Sono andata al Famila, ci ho lasciato lì 100 euro e adesso vediamo cosa ho preso. Allora, ho preso 2 confezioni di Coca Zero, altre 2 confezioni di Orange Soda, ho preso il Vicinette Sgorgatubi, che mi sembra che sia il migliore. Ce ne sono degli altri marchi tipo Mister Muscolo, se non erro, però mi sembra che il Vicinette sia migliore, visto che in questo periodo li sto utilizzando specialmente per il lavandino della cucina, mi sembra che questo sia il migliore. Di qua, che sono un po', cioè adesso si sono un po' raffreddati, però erano un po' caldi, ho preso dei fusi di pollo, ne ho preso 3, sono 374 grammi per un costo di 5,57 euro. Non si vedono molto bene per il discorso che hanno fatto vapore perché erano calde, per cui però sono fusi di pollo. Poi ho preso che questi, visto che ne ho presi solo 3, e questi pensavo di farli questa sera con delle patatine fritte, visto che in questi giorni di mare il cibo principale è stato pesce. Allora, ho preso questa pancetta di suino confezione risparmio per 2,38 euro, sono 367 grammi di fettine di pancetta. Questi invece li ho presi per metterli in congelatore, sono dei petti di pollo a fette sottili. Allora, questo qui non vedo scritto il prezzo, probabilmente ve lo scriverò sopra, sono 4 etti e questi qui vanno a finire in congelatore. Iniziamo con il sacchetto. Allora, nel reparto gelati, per la prima volta, mi credete che questo gelato io non l'ho mai preso, ho preso questo guinettaco, non so se sia buono o cosa, comunque ho provato a prenderlo. Poi, sempre nel reparto gelato, ho preso il mini magnum, questi li conosco, so che sono buoni, li prendo spesso e li ho ripresi. Un altro prodotto preso sempre da congelatore sono questi tranci di pizza. Io mi trovo bene, a parte che la trovo anche abbastanza buona, ma mi trovo bene a prendere questi tranci di pizza perché non sono molti e se una sera si ha voglia di un stuzzichino di pesce, di pizza, un trancio così è più che ideale. Questo ho preso i spicchi alla diavola che hanno sopra un po' di salamino, non molto comunque, perché di questi spicchi ci sono margherita, prosciutto e funghi, capricciosa e basta, se non ricordo male. Poi ho preso il spizzico di scamorza affumicata. Queste palline ogni tanto le prendo, mi piacciono e le acquisto. Tanto per cambiare dalla solita pasta ho preso questi tortellini bolognesi con parmigiano reggiano. No, sono piccoli, non ho intenzione, di solito l'idea sarebbe quella di farli con il brodo, però è caldo e per cui con il brodo non li faccio, però l'idea di tortellini bolognesi mi ha ispirato, sono del marchio Saper di Sapori e pensavo di farli con un po' di burro e grana. Un altro pacco di carne sono questi qui sono sovraccosce di pollo, ce ne sono 4 e sono 608 grammi per un costo di 3,03 euro.
Poi ho preso questi wuster in edizione limitata. Di questo marchio ce ne sono altri di altri tipi di wuster, però questo mi sembra che sia quello più buono, per cui li ho ripresi. Una confezione di uova che ci volevano, ed è un pezzo che non mangio più le uova. Questa settimana al mare mi sembra che le uova non averle mai viste e ho ripreso le mie uova. Qui c'è una mortadella, mi sono fatta tagliare 1,60 euro di mortadella per 1,04 euro. Qui invece ho preso un po' di affettati già confezionati che, con il discorso che hanno la scadenza, sto tranquilla che non devo mangiarli in fretta, per cui ho preso salame paesano, prosciutto cotto e questa è la soppressa con filetto. Questa c'è scritto anche il prezzo, 3,16 euro per 1,22 euro. Lo so, i pancake sono facili da fare, delle volte prima di andare in ferie li facevo, però ho voluto provare questo marchio, qui sono pochi, sono 5, e li ho presi anche perché scadono a metà settembre, per cui visto che ho ancora in frigo del sciroppo d'acero, ho deciso di prenderli e di finire il sciroppo d'acero. Queste qui, le frigelle piccinini, io le avevo già assaggiate e mi erano piaciute, per cui come sostituzione del pane, visto che ho preso degli affettati, li ho presi, anche perché di qua ho visto che hanno una scadenza bella lunga, per cui scadono il 21 settembre, per cui riesco a mangiarle tranquillamente. Di qua adesso non so se, perché me l'hanno reincartata perché era un po' umida, comunque di questo colore qui vedete è una mozzarella affumicata, ho voluto prenderla, dovrebbe essere, sì, è del stesso marchio che prendo le mozzarelline, che sarebbero queste qui sempre di bufala, che anche queste qui mi piacciono e spero che sia buona anche quella affumicata. Sempre in tema di carne, qui ho preso delle salsicce, anche queste le butto in congelatore. Qui ho preso, non so se si vede, forse si notano, sono delle tartarughe se non erro, e comunque ne ho prese 3 per 1,48 euro, sono 250 grammi, comunque sono 3 di pane. Poi per la prima volta ho preso di solito prendevo altri marchi del pane per hamburger, ma questa volta ho deciso di provare queste qui del Mulino Bianco. Una confezione di latte, ho dovuto prendere questo Zimil alta senza lattosio perché era l'unico che aveva una scadenza abbastanza lunga. Gli altri di latte normale avevano la scadenza nel giro di 8 giorni, 8-10 giorni, ma visto che io le utilizzo principalmente se faccio il purè, mi scocciava prendere un latte con la scadenza troppo vicina, per cui ho preso questo. Ho preso i bocconcini cuor di albicocca che li avevo assaggiati e mi erano piaciuti con questa marmellatina di albicocca, per cui li ho ripresi. Nelle mie prove di zucchero, visto che al Famila c'è una bella varietà di zucchero, ho preso il zucchero di canna grezzo biologico del marchio Serio.
Le Philadelphia, questa volta ho preso queste piccoline, di solito prendevo quella confezione che ce ne sono 4, sempre di confezionate così. Al Famila ho visto queste piccoline, per cui ho preso queste. 2 spazzolini di scorta Mentanet, perché io quando vado in ferie mi faccio sempre il cambio spazzolini, praticamente da quelli che utilizzo tutti i giorni mi prendo quelli nuovi e me li porto in ferie, poi quelli che ho utilizzato in ferie li metto da utilizzare tutti i giorni, praticamente è un cambio spazzolino. E visto che con queste ferie li ho usati, li ho ripresi da mettere in dispensa, che per un eventuale altro viaggio li ho già presi. Poi di qua ho preso questa bracciola affumicata, sono 3,50 grammi, e di solito queste bracciole fatte così le trovo nel periodo natalizio sui mercatini di Natale, e visto che l'ho vista ho deciso di prenderla, di metterla in frigo, perché questo è prodotto da frigo, e di una sera mangiarmi anche questa, e scade il 31 agosto, per cui faccio tempo, anche perché oggi che sto registrando questo video dovrebbe essere il 24 agosto. Poi, questi sono i bollini che ti danno, ma io non credo di utilizzarli. Vediamo qui dentro, ci sono altri prodottini. Allora, nel reparto formaggio ho preso formai Pinchon, che c'è scritto qui, sono 2 etti e 20 grammi per 2,62 €. Ho ripreso le sottilette, perché ieri sera ho finito anche le sottilette che avevo di scorta nel frigo, e per cui le ho riprese. Questa volta ho preso le originali, quelle che ho finito erano le cremose, ma mi sembravano troppo formaggiose, mentre queste qui mi credo che siano le migliori. Per quanto riguarda il grana, allora ho preso questo qui, Granduca 30 mesi, grana parmigiano, non c'è scritto, c'è scritto solo che scade nel 2021, per cui qui parliamo già dell'anno nuovo, e per cui ho deciso di provare a prenderlo. Mai preso, non so che gusto abbia, perché di solito prendo il grana o al mercato agricolo, che ci sono quei formaggi che assomigliano al grana, e se no prendo queste confezioni da supermercato. Infatti poi nel reparto formaggi ho preso questa confezione di grana fatta così, che ecco, qui c'è anche il prezzo. Questa qui sono 6,55 € per 3,74 etti. Ho preso, che anche qui forse si vede un po' malamente, della stracciatella. Allora, questa stracciatella l'ho pagata 2,23 € per 250 grammi. Vediamo qui dentro il sacchetto, l'ultimo prodotto, che ho dovuto anche rifare il giro di tutto il supermercato perché mi ero dimenticata. Per quando si entra al Famila di Via del Lago, la prima cosa c'è il banco frigo, dove ho preso Philadelphia, questi prodotti qui. E quando sono arrivata alla fine ho dato un'occhiata al biglietto che mi ero portata dietro e mi sono accorta che avevo dimenticato il burro, per cui sono tornata indietro e ho preso questa qui, fiori bavarese cremoso, questo qui, insomma, questo burro della Megle. Continuiamo con il resto della spesa che mi sono fatta questa mattina. Per 11 € sono passata dall'ortofrutta. Allora, ho preso questi pomodori, volevo prendere quelli piccolini, quelli ciliegina, ma sulle confezioni non erano troppo belli, diciamo, e ho preferito prendere questi. Tanto spero che mi bastino, perché poi giovedì o mercoledì c'è il mercato agricolo di Via del Lago, che di solito prendo il pane, e se no poi giovedì che vado al mercato agricolo di Castelfranco faccio una bella spesuccia di pomodori. Ho preso delle noci peschi, che era scritto che arrivano dalla Romagna,
dell'uva, la prima uva di quest'anno, e di qua ci sono delle mele. E per oggi a mezzogiorno ho preso questa insalata tutto insieme, che ho pensato di mangiarla con la stracciatella che vi ho fatto vedere prima. Ed eccoci qui, vi ho fatto vedere tutta la spesuccia di questa mattina, che ho fatto un po' di misto, diciamo, ho preso, perché poi di misto si prende tutto l'anno, però dopo le ferie, che è finito un po' tutto in generale, specialmente il frigo, il congelatore, sono zone vuote, ho fatto una mini scorta. Poi più avanti, anche perché poi la macelleria che vado io a prendere, ho preso della carne già adesso, però la macelleria che vado io è una macelleria agricola ed è aperta solo il venerdì che il sabato, e tenete conto che siamo ancora nel mese di agosto, per cui non so se il prossimo venerdì o sabato sia aperta o anche loro siano in ferie, per cui ho deciso di un po' di carne già di prenderla adesso, giusto per riuscire queste sere a gestire un po' la situazione, perché va bene sì mangiare verdura, anche perché queste ferie che abbiamo fatto in Puglia non ci è mancata la verdura, perché il banco verdura c'era, per cui se si voleva mangiare esclusivamente verdura c'era la possibilità di farlo tutti i giorni. Ma dopo abbiamo optato più per il pesce, ma comunque c'era la possibilità di mangiare questa verdura. Non è come anni addietro che sono andata a fare viaggi all'estero. All'estero la verdura è un po' nì, specialmente nei viaggi che ho fatto. Poi non so se sia un discorso di come prenota l'agenzia, perché io sono sempre andata nei viaggi organizzati, per cui non so se poi dipenda dal menù che l'agenzia già predispone di fare. Ma comunque vi assicuro che all'estero la verdura è vista un po', nei viaggi, è vista un po' come un nì, no, non c'è quasi mai, per cui quando arrivavo da viaggi tipo la Germania o anche dall'Inghilterra, quando tornavo avevo proprio voglia o anche nei paesi dell'est, la Polonia, quando tornavo avevo proprio voglia di verdura, perché in quegli 8 giorni non l'avevo quasi mai vista. E invece adesso, facendo queste ferie qui in Italia, la verdura viene considerata, e per cui me la mangio lo stesso. Ok, adesso metto via tutta la spesa che avete visto, che a me mi ci vorrà un altro quarto d'ora di trovare tutti i posticini dove mettere i prodottini. E ok, e intanto ci vediamo nella prossima clip. Dai, intanto vado a mettere via la spesuccia. Sono riuscita a fare altre 2 lavatrici, a lavare gli asciugamani del mare e tutte le magliette bianche, perché la maggior parte su di me mi sono messa magliette bianche, e adesso sono riuscita a lavarle perché avevo gli stendini adatti, liberi da poter appendere. Adesso sto preparando la cena, come vi avevo anticipato. Aspettate che giro la telecamera. Come vi avevo anticipato sul svuota la spesa, faccio questi 3 fusi di pollo, poi ci aggiungo delle fettine di pancetta. Non so se le faccio tutte perché mi sembrano che le fettine siano molto sottili, per cui eventualmente, anche se le faccio tutte, potrei finirle poi domani. Comunque adesso vediamo cosa metto in pentola, se le faccio tutte o cosa, mentre di qua come verdura o che faccio patatine, visto che oggi abbiamo mangiato il sacchettino, quello della verdura mista, ma ero indecisa tra patatine oppure questi qui che sono fagioli, visto che le patatine le avevo già mangiate sabato. Ha suonato il timer che i fagioli dovrebbero essere cotti. Allora, visto che le patatine le avevo già mangiate sabato a mezzogiorno, ho pensato per il momento di lasciar perdere le patatine e di fare un po' di fagioli, visto che è da un pezzo che è da più tempo che non li mangio. Un'altra cosa non vi ho detto. Domenica, dopo aver editato il vlog delle vacanze piccolino, perché tanto abbiamo fatto solo le mare, che vi ho fatto vedere martedì,
Ho anche fatto il mio primo acquisto sul sito di Charlotte Tilbury, nel senso che io avevo aspettato Charlotte Tilbury su Sephora convinta che arrivasse quello che io avevo in mente di acquistare, però quello che io avevo in mente di acquistare non è arrivato. Allora ho deciso di fare il mio acquisto sul sito ufficiale di Charlotte Tilbury, quello che spedisce in Europa. Adesso vediamo quando mi arriva il pacco, perché mi hanno segnato dai 2 ai 7 giorni, per cui vediamo come saranno le consegne, perché è il mio primo, veramente il primo acquisto. E visto che era anche il mio primo acquisto, ho preso una paletta occhi, però di quelle grandi, perché ce ne sono 2 di grandi, una di media e quelle piccole da 4 colori. Io volevo quella grande e visto che da Sephora non è arrivata, mi sono decisa di fare l'acquisto su Charlotte Tilbury ufficiale. Ho chiesto un po' alle altre youtuber come erano le spedizioni, come si sono trovate. Mi hanno detto che si sono trovate bene, per cui ho rischiato di fare questo acquisto. Comunque vi stavo dicendo che visto che è il primo acquisto, ho ricevuto uno sconto del 10%, per cui quello che ho preso, che questa palette occhi costa 75 euro, io l'ho pagata 67, 66, 67, visto che mi hanno tolto questo 10% per il discorso del primo acquisto. Allora praticamente io ho sempre questa mano che gesticola davanti alla videocamera, dovrei un po' smetterla. Allora vi stavo dicendo, io mi sono iscritta al sito. Dopo aver fatto l'account sul sito, c'era scritto che se si voleva questo sconto del 10% si doveva iscriversi alla newsletter, che sarebbe il classical newsletter di tutti i siti, che una volta a settimana o anche di più o anche di meno, dipende dai siti, ti mandano delle email di eventuali offerte, di eventuali nuovi prodotti e la loro pubblicità, diciamo. E allora io mi sono iscritta a questa newsletter, ho aspettato di fare l'acquisto aspettando che arrivasse questo sconto. Per fortuna, anche se era domenica, nel giro di un'ora questo sconto mi è arrivato, per cui ho potuto fare l'acquisto anche di domenica, perché avevo paura che mi succedesse come come Maria No. Su Maria No avevo fatto lo stesso discorso e mi ero iscritta alla newsletter convinta che mi arrivasse lo sconto, ma lo sconto mi è arrivato il giorno dopo. E avevo pensato, vedrai che visto che è domenica, anche questa Charlotte Tilbury farà lo sconto, mi arriverà lo sconto il giorno dopo. Invece no, nel giro di un'ora mi è arrivato il codice di questo sconto, che sarebbe un codice di benvenuto su questo sito. Io l'ho usato e sono riuscita ad avere il 10% di sconto. Intanto ho preso questa palette, non ho più pallida idea con che corriere che mi arriva, sono un po' incuriosita se è come Anastasia Beverly Hills, perché Anastasia Beverly Hills mi arrivano i pacchi con UPS. Vediamo se Charlotte Tilbury è la stessa cosa oppure no. Comunque tutto da vedere. Intanto sono riuscita a prendere questa palettina, il mio primo acquisto Charlotte Tilbury, perché volevo provare qualcosa del marchio. Però quello che è uscito sul sito di Sephora non mi ha molto convinto, perché anche il rossetto Pillow Talk, se non erro, sinceramente a me non piace molto. Gli swatch, come lo vedo addosso alle altre persone, non mi piace molto. Poi sono gusti personali, per cui ho deciso di prendere qualcosa di diverso di questo famoso Pillow Talk. Ok, adesso penso che sia ora che vada a preparare la cena, perché devo ancora cucinare ho voluto dirvi queste cose. I fagioli sono pronti, li ho scolati dall'acqua, si stanno raffreddando. Adesso però dovrei cucinare la carne alla pancetta. Vi faccio vedere la palette che ho preso da Charlotte Tilbury, sarebbe questa qui. Qui è il prezzo scontato e questi sono i campioncini che in teoria dovrebbero arrivarmi, però non ho capito se mi arrivano tutte 8 di qua e aiuto, si sta spegnendo il telefonino, 8 di qua e 10 di qua di campioncini. No, questo non l'ho capito se mi arrivano tutte. Comunque da vedere così penso che mi arrivano tutte le shade. Comunque sono un fondotinta e fondotinta di qua
e correttore di qua, così provo anche questi prodotti di Charlotte Tilbury. Comunque questa qui sarebbe la palettina che ho preso. Ok, adesso vado a prendere TV Sorrisi e Canzoni della prossima settimana, e perché oggi è martedì, in teoria il martedì c'è già TV Sorrisi e Canzoni, quello che parte da sabato in poi, e vado a vedere se c'è e lo prendo. Io intanto questo vlog volevo chiuderlo qui, visto che un po' di materiale ve l'ho inserito, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!